Bentrovati con il consueto appuntamento settimanale con Penalty sul canale 19 di TVM Palermo, ogni giovedì a partire dalle 20:30. Nella puntata settimanale parliamo come al solito di promozione, ma parliamo anche di prima categoria. Mercoledì, cioè ieri, si sono giocate le 4 partite per quanto riguarda i quarti di finale della Coppa Italia. Eccola qua la schermata. Vittoria del Messana per 1-0 contro il Niscemi FC. Vittoria fuori casa anche per il Gemini Calcio 1-0 contro il Regina Mundi. Ed infine vittoria fuori casa del Borgetto Giardinello contro il Santa Venerina. Un buon pomeriggio amici sportivi e ben trovati al Sorbello Stadium di Visconti in questo mercoledì particolare di Coppa Italia Promozione per l'andata dei quarti Italia di Coppa Promozione. La Messana ospita il Niscemi, formazioni che hanno già fatto il loro ingresso in campo in tenuta gialla, pantaloncini rossi per la Messana, tenuta verde a inserti gialli invece per quanto riguarda il Niscemi. Si affrontano due formazioni che sono rispettivamente prime nei loro gironi. Parliamo ovviamente della Messana, il duello con il San Fratello sta sicuramente appassionando quanti seguono queste categorie. Dall'altra parte nel girone D sembra più semplice fin qui il percorso del Niscemi, attualmente a +7 sulla seconda ma con una gara ancora da recuperare contro la penultima forza del girone D. E come ci avevano annunciato, un minuto di silenzio per ricordare la memoria di un parente dell'allenatore in seconda del Niscemi. Giuseppe Bonasera in qualche modo, Cannavò strattonato in maniera evidente da un difensore, ma si prosegue con il pallone, finisce in mezzo e c'è l'anticipo. Si può distendere il Niscemi, attenzione perché lo fa con il proprio capitano Mauro che arriva fino al tentativo, arriva fino al tiro che però finisce malamente fuori. Barrizzo invece direttamente verso la porta, c'è la deviazione, arriva Fragapane! Arriva Fragapane ed è 1-0 della Messana. Il gol del numero 3, la sua zampata decisiva, il più lesto di tutti a liberarsi in aria dopo la punizione di Rizzo deviata alla barriera. Diana verso la porta, Ferrara dice no. Si distende il portiere della Messana, molto bravo. Cannavò la mette giù bene, poi Barbera deve crederci, ma ci crede anche Balba che perde il possesso. Attenzione, incredibile, perché qui viene fermato Giuseppe Bonasera di fatto all'1 contro 1 col portiere per presunto fallo. Ancora Rizzo a cercare Giosuè Bonasera, vediamo se arriva sul pallone Bonasera, sì, e lo tiene in campo 1 contro 1 con Parisi, lo salta Bonasera, la mette all'indietro, stop di Gargiulo che non riesce a tenerla lì e col controllo la mette direttamente sul fondo. Bonasera, Tricamo, palla avanti, Runza su Barbera, ancora Barbera che lo salta in netto, attenzione perché la Messana si può lanciare in contropiede, Barbera contro il portiere Barbera e sbaglia Cristian Barbera. Attenzione a Mauro, spazio per la conclusione di Mauro, centrale c'è Ferrara, non arriva Maia, poi Diaw schiaccia questo destro direttamente sul fondo, l'ha ciabattato Diaw. Boyang, Mondello non lo ferma, Boyang passa ancora, Boyang! Un tiro cross pericolosissimo direttamente verso la porta. Triplice fischio e vince la Messana. 1-0 contro il Niscemi nell'andata dei quarti di finale di Coppa Promozione. Decide il gol realizzato al 39esimo da Alessandro Fragapane, un gol che rimanda tutto alla gara di ritorno, quella che si giocherà in casa del Niscemi e che presumibilmente si dovrebbe giocare il 2 di marzo. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Dalla ribolla di Palermo e Regina Mundi Gemini iniziano i quarti di finale della Coppa Italia di promozione siciliana. Attacca il Regina Mundi con questa conclusione che finisce sul fondo da parte di Mustacciolo. Arbitro fischia per la battuta del pallone in mezzo di Mangiapane, il colpo di testa fuori di Lovico, risponde il Gemini. Mustacciolo, punizione verso Marco Clemente, il Tambin
cercato dall'altro lato, esce oltre la traversa. Occhio al recupero, però da parte di Veka, il pallone dentro, Colley! Il gol del Gemini che passa avanti al 40° con Ansumana Colley. Sorpreso il Regina Mundi, 1-0. La battuta di un stacciolo alta, secondo palo, Sanseverino. Finta il rilancio Seiter, ma perde tutto. E allora Catanzaro, la scivolata è decisiva da parte di Messineo. C'è comunque il calcio di punizione per il Regina Mundi. Giallo per Messineo, c'è il rosso per Ogusu. Gemini in 10 in questo finale. La sfiora Maldonado, la riprende Volpe, colpo debole, allora avanti le Gemini in contropiede. Maldonado si allarga, Scrudato un po' defilato, infatti calcia male. Rimessa Regina Mundi con Cincotta di testa. Il colpo di Seiter, il pallone rimane al limite, il tiro di Duro, alto e largo, esulta il Gemini. Nessuna possibilità di andare, c'è anche il triplice fischio ufficiale. Il Gemini sbanca il Ribolla di Palermo, batte il Regina Mundi grazie al gol di Colley al 40° e si giudica l'andata di questi quarti di finale. E dopo le partite dei quarti di finale di Coppa Italia, adesso parliamo di campionato, parliamo chiaramente della quinta giornata, parliamo dei 4 gironi del campionato di promozione e partiamo con il girone A. Finisce in parità il big match della domenica, quello tra Bagheria Calcio e Montelepre. Guardiamo i risultati. Bagheria Calcio Montelepre 2-2, Renzolo Piccolo 90-011 Bagheria 1-1, Cus Palermo batte Aspra 3-0, Borgetto Giardinello batte Valderice Calcio 5-0, Margheritese 2018 Regina Mundi 2-2, Mazzara batte Fulgatore 2-0 ed infine Alcom 1928 batte Sport Palermo 2-1. Immutata la vetta in questo girone A del campionato di promozione, Montelepre ancora in testa con 44 punti, con 41 Bagheria Calcio, 37 Regina Mundi con 32 Cus Palermo, 28 punti Aspra e Borgetto Giardinello, 25 punti il Fulgatore con 23 punti Alcamo 1928, 21 punti Margheritese 2018, con 16 punti Sport Palermo, 90-011 Bagheria e Mazzara. Ed infine chiudono la classifica Valderice Calcio con 12 punti e Renzolo Piccolo con 11 punti. Siamo live dal comunale di Bagheria, provincia di Palermo, e Bagheria Montelepre, il big match della 18ª giornata del girone A di promozione siciliana. Occhio alla Montelepre che sale con Furnari, pallone alto. Lucera, cross in mezzo alla ricerca di Gio che stacca largo. Adesso Gio tenta il cross, un po' bloccato, nuovo cross a girare, si cerca Lucera, c'è Di Giorgio. Gallina protegge bene, vorrebbe scambiare con Gio, il pallone invece ritorna da Di Giorgio, finta nel cross. Ancora Di Giorgio, colpo di testa sfiorato da Gallina, il pallone arriva a Stassi che calcia largo. Bordignon, pressione altissima del Bagheria. Già su sottile ci sono gli avversari. Lucera la recupera lui, superato Bordignon, il tiro sotto le gambe di Lindner, il gol di Raimondo Lucera che porta avanti il Bagheria 1-0. La proposta in mezzo, colpo di testa provato da Pierce, poi il tentativo che finisce in porta, il pareggio del Montelepre, la rete segnata da Mirko Sottile. Pierce, controllo, si muove Rossomando dall'altro lato, viene lanciato Rossomando davanti Cagnina, lo evita Rossomando, palo! Assurdo! Pallone in verticale qui per Gio, scivolata provata da Lindner, pallone mantenuto in campo, Gio mette dentro con la risposta da parte di Bordignon. Ancora Bartoloni, Fiorentino, occhio ai rimbalzi, c'è Ciaccio, lo evita Fiorentino in mezzo, Stassi, deviazione decisiva, colpo di testa in porta per il gol da parte di Caracappa che si è trovato lì e ha fatto 2-1, il Bagheria torna avanti.
Parte Rossomando, in mezzo il pallone colpito da Gambino in extremis e non è la prima volta, il Montelepre fa 2-2 con Gambino nel tempo di recupero. Ce l'ha fatta la squadra di guida a mantenere questa imbattibilità, lo fa con la diretta inseguitrice, il Bagheria a Bagheria. Immutata dunque la classifica di questo girone A del campionato di promozione, Montelepre ancora distaccato di 3 punti dalla squadra del Bagheria Calcio. Si volta pagina, parliamo del girone B. Nel girone B soltanto un punto di distacco tra Messana 1966 e San Fratello Acquedolcese. Guardiamo i risultati di domenica. Città di Villafranca batte Atletico Messina 2-0, Città di Galati batte Valdinisi Calcio 2-0, Orlandina Calcio batte Monforte San Giorgio 3-2, San Fratello Acquedolcese batte Sant'Angiolese 4-2. Vittoria fuori casa del Messana 1966 3-0 contro la Luntina. Città di Mistretta batte Promende 4-2, Nuova Rinascita batte Sant'Alessio 2-1. Classifica uguale come la scorsa settimana, con la squadra del Messana al primo posto con 48 punti, con 47 San Fratello Acquedolcese, 34 punti Orlandina, con 32 Città di Mistretta e Promende, con 30 Città di Villafranca, 27 punti Monforte San Giorgio, con 24 Sant'Angiolese e Valdinisi Calcio. Sono 17 punti del Città di Galati, 13 per Atletico Messina e Nuova Rinascita. Chiudono Aluntina con 9 punti e Sant'Alessio con 6. È un autentico testacoda di classifica quello che va in scena per la 18ª giornata del girone B di promozione. La capolista Messana fa visita alla Luntina, formazione penultima in graduatoria e con 9 punti in classifica. Un match da non sottovalutare per i giallorossi, che devono mantenere il distacco, o meglio devono ricucire dal San Fratello Acquedolcese, vittorioso ieri in un match rocambolesco in quelle di Sant'Angelo di Brolo. Nel weekend scorso la formazione di mister Cosimini ha invece festeggiato i 3 punti grazie al 2-0 inflitto alla Valdinisi. La formazione del tecnico milazzese per affrontare questa sfida in porta: c'è Riccardo Ferrara a seguire, in difesa Tricamo, Misidi e Fragapane, sugli esterni in mediana Giosuè e Giuseppe Bonasera, Rizzo e Gargiulo al centro, in avanti il tridente con Ventra, Cannavò e Barbera. Pronti allora a raccontarvi del film del primo tempo, la prima chance offensiva a sorprese dei padroni di casa, con Parafioriti che dopo 2 minuti intercetta un tentativo d'uscita da parte della Messana. Il numero 17 in area di rigore va a calciare col mancino, la mette alta, minuto 11, la Messana risponde a sinistra con Giuseppe Bonasera che libera la corsa di Fragapane, traversone interessante in mezzo, non arriva nessuno alla deviazione. Minuto 19, da una parte all'altra la fuga, stavolta sull'ottomancino di Lunghitano che cerca il servizio in mezzo, Lima la girata, non riesce a essere concreto, tra le braccia di Ferrara il pallone. Minuto 20, Rizzo cerca a destra Giosuè Bonasera, il numero 2 stoppa il pallone, poi rientra sul mancino, lo mette morbido dentro per Cannavò che va al volo, parte alta della traversa e si resta allora a reti bianche. Ma al minuto 35, ancora in fase di impostazione, la compagine giallorossa si fa trovare scoperta e stavolta serve un gigantesco Riccardo Ferrara per dire no su Lima. Minuto 45, sente il pericolo la Messana e reagisce in maniera pronta con il pallone messo dietro per Peppe Rizzo, la scucchiaiata in aria dove c'è Antonio Ventra, colpo di testa, gol del vantaggio 0-1 della Messana. Il numero 7 mette il suo timbro anche in questa sfida e finisce di lì a poco anche il primo tempo. Sul minimo scarto la Messana vince in casa della Luntina. Tra primo e secondo tempo invece ci sono i primi cambi, ammoniti Gargiulo e Ventra, entrambi si accomodano in panchina al loro posto Ferraù e Sonco. Partiamo allora col film della ripresa. Al 73esimo rinvio da parte di Ferrara, il colpo di testa di Cannavò per Sheriff, poi la sfera termina a destra per Giosuè Bonasera, 1 contro 1 col difensore, il cross sul secondo palo per Ferraù che non può andare alla conclusione ma la rimette intelligentemente in mezzo, perché lì c'è Sheriff Sonco che fa 0-2 e mette anche lui la zampata su quel
quello che potrebbe essere un successo pesantissimo della formazione di mister Cosimini. Ma arriviamo all'80°, perché è la giornata di Cristian Ferraù, prima l'assist e poi una punizione che è poetica, finisce all'incrocio dei pali da distanza proibitiva e permette alla Messana di mettere il punto esclamativo sulla sfida di San Marco d'Alunzio. Ma c'è da festeggiare anche il rientro in campo finalmente di Alberto Mondello, un elemento che sicuramente nel rush finale potrà tornare utile alla causa giallorossa. All'ultima parata però e di buon tempo, superlativo sul proprio compagno che aveva sfiorato l'autogol, e finisce così. Allora la Luntina non riesce ad arginare la corsa della Messana, che passa 3-0 e torna al primo posto, riscavalcando il San Fratello Acquedolcese. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Il Città di Villafranca passa al Sorbello Stadium, batte l'Atletico Messina per 2-0 in attesa delle altre gare, vola in zona playoff. Nonostante la sconfitta è però la squadra dello Stretto ad avere subito le migliori occasioni per passare e dopo un gol annullato a Guglielmo per fuorigioco, i biancoazzurri sfiorano il vantaggio prima con la Corte, il cui tiro si perde al lato per questioni di centimetri, poi con Lembo che calcia di poco alla destra del portiere, quindi Arena dal limite dell'area conclude sopra la traversa ed infine la punizione di Briganti si spegne alta non di molto. Il Villafranca non sta comunque a guardare, provandoci con un tentativo di cross dalla destra che deviato costringe Previti a rifugiarsi in angolo e subito dopo con la botta dal limite di Visconti che sorvola di poco la trasversale. Gli ospiti la sbloccano però al minuto 36 quando Rando gira in rete l'invito di Libro, spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Nella ripresa è ancora il Villafranca a rendersi minaccioso e dopo aver fatto le prove del gol con un cross di Romeo sul quale tutti arrivano in ritardo alla deviazione, i tirrenici raddoppiano al 74esimo su calcio di rigore concesso dal signor Patrizio di Palermo su Rando e con Libro che dal dischetto spiazza Previti, facendo così Atletico Messina 0, Città di Villafranca 2. L'11 di Cannavò e Mazzeo avrebbe anche la chance per mettere a segno la rete del Tris, ma prima è la traversa a negare a Malan la gioia del gol, poi il destro del classe 2004 sorvola di poco la trasversale, mentre il doppio tentativo in aria di Mazzeo prima e di Malan subito dopo non sortisce l'effetto sperato. Nel finale si fa vedere anche l'Atletico con la conclusione di Cuscinà, che però non c'entra lo specchio della porta. La squadra di Lucà rimane ferma a 13 punti in quart'ultima posizione con ancora 0 vittorie casalinghe, mentre il Città di Villafranca si porta a 30 e aggancia la quinta posizione. Il Città di Mistretta fa la voce grossa nel match in chiave playoff contro la Promende. I biancoazzurri, guidati in panchina dal direttore sportivo Massimiliano Melidone per la squalifica del tecnico Marguglio, si impongono al Salvatore Lentini con un netto 4-2 grazie allo scatenato bomber Salerno che ne sigla 3, e sono proprio gli ospiti a provarci per 2 volte con Soue prima che manda alto di testa e Ballaro poi, il cui piazzato trova la respinta di D'Amico. Il Mistretta però non sta a guardare e in 3 minuti si porta sul doppio vantaggio. Al minuto 13 infatti Salerno raccoglie l'invito di Rinaldi e con un preciso diagonale spiana ai suoi la strada verso la vittoria, e con l'attaccante biancoazzurro che dedica la rete al presidente onorario Dino Pispic, abbracciato da tutta la squadra. E 180 secondi più tardi sempre Salerno concede il bis raccogliendo il servizio di Ducure e battendo Capilli con un potente destro per il 2-0 Mistrette, che gli vale come gol numero 17 in campionato. Insiste la formazione amastratina che nei minuti successivi sfiora anche il tris con Rinaldi, il cui sinistro dalla distanza viene bloccato da Capilli che recupera la sua posizione. La Promende comunque vive sul ribaltamento di fronte, la potrebbe riaprire ma Osman si fa respingere il tiro da un super intervento di D'Amico. Poi però il Mistretta torna ad attaccare dopo la conclusione di Salerno che si perde alta non di molto. I biancoazzurri fanno centro al minuto 37 quando Diaz di testa gira in porta dagli sviluppi di angolo, firmando così il 3-0 per i
suoi. Nella ripresa Mistretta subito in avanti con Salerno che lavora un ottimo pallone per Doucouré che da 0 metri spara incredibilmente fuori. Gara vibrante, Promende che si fa apprezzare con 2 conclusioni, di Cambria prima che si perde larga non di molto e di Arrigo poi che trova la respinta di D'Amico, e con i giallorossi che lamentano anche un possibile rigore su D'Agostino, ma il signor Mandracchia dice di no. Al 53esimo però il Mistretta cala il poker, ancora a firma di Salerno che fulmina Capilli con un sinistro da fuori, facendo così Mistretta 4, Promende 0, e per il bomber di Case tripletta personale, 18esimo sigillo in campionato. A Mastratini che accarezzano anche il quinto gol con Gambino che fa tutto bene ma poi conclude alto sulla traversa da pochi passi. Traversa che dalla parte opposta centra invece la Promende con il neoentrato Touré. Sulla ribattuta il sinistro di Cambria è bloccato centralmente da D'Amico. Gli sforzi dei giallorossi però vengono premiati al minuto 77 quando Saraniti di testa mette in rete la punizione di Cambria per il gol dell'1-4. Lucesi che al 90esimo rendono meno amaro il loro pomeriggio andando in gol con Gitto che di tacco supera D'Amico fissando il punteggio sul definitivo risultato di 4-2 per il Mistretta. Con questo successo, il nono complessivo in campionato, il Città di Mistretta vola in classifica al 4° posto portandosi a 32 punti e agganciando la Promende che invece si ferma dopo 4 successi di fila e scivola in 5ª posizione con 32 punti. Solo un punto di distacco dunque tra Messana 1966 e San Fratello Acquedolcese. Stessa identica situazione anche nel girone C, dove a comandare è sempre il Camarat, ma solo un punto di distacco dal Giarre. Queste le partite che si sono disputate domenica. Nicosia batte Santa Domenica Vittoria 4-1, Aragona Calcio Camarat 1972 1-1, Santa Venerina batte San Pietro Calcio 5-0, Gemini Calcio batte Belpasso 2014 2-1, Villarosa San Sebastiano batte RSC Riposto 1-0, Giarre Calcio batte Serra di Falco 3-1, ha riposato il Casteltermini. Solo un punto di distacco per il Giarre che recupera 2 punti proprio nei confronti del Camarat che pareggia in casa dell'Aragona, mentre invece la squadra di Sebi Catania vince in casa del Serra di Falco. Eccola qua la classifica. Camarat 40 punti, 39 Giarre Calcio, 31 Nicosia, con 27 Aragona Calcio, 26 punti Gemini Calcio, con 25 Belpasso 2014, 23 punti Villarosa San Sebastiano, con 21 Santa Venerina. 20 punti Santa Domenica Vittoria con 18 Casteltermini, 16 punti Serra di Falco, chiudono RSC Riposto con 11 punti e San Pietro Calcio con 1 punto. Dallo stadio Toto Russo di Aragona è una bolgia allo stadio. Addirittura la squadra ospite e i tifosi sono stati accolti con un applauso ben voluto dai tifosi dell'Aragona. È iniziata intanto la partita, allora pallone recuperato dal Camarat immediatamente, attenzione Yama, spazio per tirare, Yama colpisce un incrocio dei pali clamoroso, Cristian Yama, pallone per tre piedi sulla sinistra, può mettere il cross, salta l'uomo, tre piedi, calcia in porta, tre piedi, batte il corner, pallone presa benissimo da Gambino. Allora contropiede per l'Aragona, Giatta, di nuovo zona tiro per lui, guarda la porta, ci prova, pallone che si spegne nuovamente al lato, il cross di Zammito a cercare qualcuno, poi tirone, alla battuta va Yama e fa un gol alquanto splendido, Cristian Yama, calcio di punizione bellissimo. Pallone che ha varcato la linea di porta, recupera il pallone ai danni di tre piedi, Sclafani sulla sinistra, c'è in mezzo Yama, c'è Velardi, un numero qua da parte di Sclafani e poi viene richiamato dall'arbitro per la simulazione, palla nuovamente per occhio!
gol da parte di Yama, anche se l'arbitro ha il fischietto in bocca e decreta la fine della partita. Non riesce ad uscire dalla crisi la russo Sebastiano Calcio, che cade tra le mura amiche contro il Villarosa. I postesi a caccia di 3 punti fondamentali per la lotta in zona calda, ospiti saldi a metà classifiche che con una vittoria salirebbero addirittura in zona playoff. La prima chance infatti dopo 2 minuti, giocatona di Fisichella sulla destra, servizio per Castorina che può metterla al centro, non ci arriva Marraffino di testa, sul secondo palo c'è Puglisi, stop e tiro del centrocampista, Sienko blocca e la tiene lì. Minuto 20 è già un minuto chiave, Puglisi in orizzontale, break del Villarosa in mezzo al campo, difesa RSC messa malissimo, imbucata per Perri che tutto solo davanti a Serafino non perdona e fa 0-1. La sbloccano così gli ospiti, la firma di Filippo Perri, ma grave errore in impostazione dei padroni di casa. Nella ripresa il primo squillo arriva su questo pallone recuperato da Tomarchio fuori dall'area di rigore, destro largo oltre lo specchio del numero 21. A metà tempo Castorina prova a sgusciare via in mezzo al traffico centralmente, traccia per il taglio di Fisichella in area, stop e tiro addosso a Sienko, in uscita si salva il Villarosa. La chance più grande però arriva all'83esimo, Salemi sul secondo palo, sull'angolo di Castorina, non trova lo specchio e sarà di fatto questo l'ultimo frame di questa sfida che termina così, triplice fischio al Luigi Averna di Torre Archirafi, cade la RSC che tornerà in campo settimana prossima contro il San Pietro. Faccio i complimenti al Giarre e al mister Sebbi Catania per la grande squadra costruita, attrezzata sicuramente per lottare fino alla fine col Camarat per la vittoria del campionato. Il Serra di Falco ha fatto una grandissima partita, passando in vantaggio, una partita preparata bene dal mister, dallo staff, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista tattico. Poi purtroppo 2 episodi ribaltano la partita a favore del Giarre. Noi non abbiamo demeritato il secondo tempo, il primo minuto del secondo tempo andiamo sul rigore, purtroppo la fortuna, perché anche il rigore è anche fortuna, non ci ha dato una mano sbagliando il rigore. Abbiamo creato altre 3-4 palle gol il secondo tempo per pareggiare la partita, poi è arrivato il terzo gol. Sugli infortuni del portiere e della difesa, il calcio è anche questo, ci possono stare, lo dobbiamo mettere in conto, però la squadra ha dato tutto, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista atletico, di intensità. Siamo sulla strada buona per poter portare la salvezza a Serra di Falco. Mi preme dire una cosa importante: abbiamo bisogno l'aiuto di tutti, dei tifosi che sono fantastici, perché sono sempre con noi dentro e fuori. Speriamo e siamo sicuri di regalargli la giusta gioia salvando la categoria a Serra di Falco. Non era facile ribaltarla, perché comunque Serra di Falco non rispecchia la classifica che ha, perché è una squadra viva, una squadra che ha giocato, una squadra aggressiva, ma lo sapevamo. Per cui oggi sono 3 punti pesanti e che ci permettono di stare ancora in scia al Camarat, e si pensa partita dopo partita. È un momento abbastanza delicato e dobbiamo stringerci, dobbiamo lavorare, stare sereni e ti ripeto, non dobbiamo fare più conteggi, partita dopo partita, e alla fine tireremo le somme.
Tutto ancora da decidere dunque nel girone C del campionato di promozione, mentre invece sembrerebbero fatti i giochi nel girone D, seppur il Niscemi FC recupererà la sua partita soltanto il 12 febbraio. Domenica si è giocata la quinta giornata, eccola qua la schermata dei risultati. AC Bonaccorsi batte Vigorgela 2-0, Pro Ragusa batte Frigentini 2-0, Atletico Megara batte Priolo FC 2-0, AC Catena batte AC Galatea 3-2, vittoria del Noto 3-2 contro la Gimnica Scordia ed infine pareggio tra Santa Croce e Scicli. E come abbiamo già detto, Niscemi FC Città di Canicattini si giocherà il 12 febbraio. Guardiamo subito la classifica, dove a primeggiare ancora il Niscemi FC con 45 punti, seppur con una partita in meno. Atletico Megara 41 con 33 Pro Ragusa, 31 punti per il Priolo FC, con 28 Vigorgela e Noto Calcio, 27 punti AC Catena con 21 Gimnica Scordia. 20 punti AC Bonaccorsi Calcio e Santa Croce, con 19 lo Scicli, 15 punti AC e Galatea. Chiudono Città di Canicattini e Frigentini con 14 punti. Il Città di Canicattini deve recuperare una partita proprio contro il Niscemi FC. La terza vittoria in 5 giornate dall'inizio del girone di ritorno certifica ufficialmente l'uscita dalla zona rossa di classifica. 2 gare senza subire reti, un altro 2-0 sul conto, stavolta sulla Vigorgela dopo il colpo esterno a Modica con i Frigentini. 10 punti da gennaio ad ora, una sola sconfitta, AC Bonaccorsi con un cammino da battistrada e sulla strada della permanenza. A Senti Maesano, San Nicosia, il centrocampo è quello della prima ora. Isaia, Abramo e La Spina è un trio finalmente ricomposto dopo mesi. In difesa c'è compattezza e si vede da settimane. In attacco c'era Suolo e una freccia nell'arco del tecnico Peppe D'Antone che lo promuove titolare. La spinta a destra è un traino alla costruzione della vittoria gialloverde, specialmente con il lavoro dei terzini e qui in particolare di Sferrazzo che invita a nozze Calarco, semi rovesciata di poco fuori e primi segnali di incoraggiamento nel superare una delle big di questo campionato con la voglia di rivalsa per una sconfitta nel lungo recupero dell'andata. Non ci dimentichiamo di Viola che nella porta etnea si rivela in qualche modo sempre decisivo. Dopo una conclusione col destro alta da centro area, De Oma ne saggia le qualità, impegnandolo così a metà tempo con questo pallonetto a 4 minuti dalla prima bandierina che vale i 3 punti. C'era Suolo al cross da uno spazio ridotto, respinta biancazzurra, fa irruzione in area Isaia che viene steso da Parisi. Calcio di rigore per l'AC Bonaccorsi, onori e oneri, spiazzato il portiere Mangione, Vigor va sotto, padrone di casa avanti con Isaia al 28esimo, primo gol per lui in campionato. Dicevamo, dei terzini, qui Scorciapino lancia per il 2-0 Cerasuolo, Mangione compie il miracolo a tu per tu e il risultato non va in cassaforte nel finale di tempo. Poi allinea l'intesa con il dirimpettaio, cioè Sferrazzo, in quest'altra palla gestita e smistata da Divenuto e Calarco. I gelesi si salvano ancora e si giocano il bonus di un'occasione a campo lungo che parte direttamente dal portiere e finisce su Parisi, il quale si avventura in un improbabile tacco sotto porta e il tutto sotto il controllo di Sferrazzo. A 1 dalla fine del tempo regolamentare, il 2-0 porta la firma di un altro della mediana, Abramo, pronto a lanciare Calarco. Palla larga a destra su Cerasuolo che si invola verso la gloria e con la massima freddezza al 44esimo manda in estasi tutta AC Bonaccorsi col suo primo gol in stagione. Anche qui premio a chi gli ha dato fiducia da titolare e merito per 45 minuti di puro godimento a tinte gialle. È il nono calciatore a segnare quest'anno. La Bonaccorsi gioca un calcio pulito, lineare, veloce e i gol potrebbero essere 3 a inizio ripresa, nel segno stavolta di La Spina e Divenuto, sin qui vistosi poco sotto porta ma tanto nell'intesa con i compagni in un primo tempo d'applausi. Mangione e il miracolo fanno rima ancora, il 3-0 c'è scappato di fronte a una Vigor che appare in disarmo e rischia ancora su Cerasuolo per poi affidarsi al solo De Oma in attacco nel tentare di salvare un sabato da incubo nella fossa dei Leoni. Lascia Di Mauro ed entra Romano, Cucuzza al posto di La Spina, quindi strano per Cerasuolo e Cannavò per Isaia. E dopo questo mancato tris ancora di Divenuto, stavolta su potente punizione, in campo c'è Stefu per Calarco nella girandola di cambi che coinvolge tutta la metà del secondo tempo. Non cambia la musica in campo su una giocata di strano con velo di Abramo. Romano bussa ancora dalle parti biancazzurre senza riuscire nell'impresa.
D'Antone vince, sorride e guarda sempre più con fiducia alla salvezza. Giocarsela alla pari con tutti e con senso di maturità è possibile, a cominciare dall'Atletico Megara, vice capolista al prossimo giro. La vittoria oggi contro il Gela spalanca una certezza, la convinzione che questa squadra adesso ha cambiato marcia. Ma sicuramente il lavoro paga. Abbiamo fatto un percorso importante, però ora arriva il momento di dare continuità. Questa è la seconda vittoria di fila senza subire gol, vincendo oltretutto meritatamente. Sono molto soddisfatto, ma devo essere bravo in primis io a non fare montare la testa, perché è una squadra di giovani, abbiamo una media di 20 anni, 21 anni, perciò chiaramente devo assolutamente fare in modo che stiamo con i piedi per terra e continuiamo quello che stiamo facendo ora di buono. Cosa ti è piaciuto oggi di questa squadra? A parte la determinazione, ma credo la convinzione dei propri mezzi. Sì, abbiamo dominato la partita dal primo al 95esimo. Abbiamo dettato il nostro gioco, abbiamo giocato a calcio e questo mi inorgoglisce. Già anche alla fine del primo tempo, gliel'avevo detto, chiaramente le ho stimolate a non mollare la presa e se devo essere puntiglioso ci siamo un po' divorati altri gol. Su questa cosa ci lavoriamo, perché se siamo in vantaggio, abbiamo delle ripartenze di quel tipo, sicuramente dobbiamo migliorare a fare male. Tutto questo anche in prospettiva di una partita certamente difficile che si presenterà proprio nel prossimo weekend, questo Augusta che attualmente animato anche dalla vittoria contro il Niscemi punta decisamente alla vetta della classifica o quantomeno ad un posizionamento nei playoff di grande qualità. Quindi vuol dire che la partita proprio della prossima settimana sarà certamente una partita da prendere con le pinze. Guarda, io ho fatto un discorso, ragazzi, per noi erano 10 finali, già 2 le abbiamo vinte, andiamo con molta umiltà ad Augusta a giocare contro una squadra forte, chiaramente, per cercare di fare bene. Io questo ho detto ai ragazzi, se noi facciamo la prestazione il risultato è una conseguenza, perciò andremo lì con molto rispetto per l'avversario, ma con la consapevolezza della nostra forza, che non siamo una squadra da sottovalutare. E anche all'andata si è visto, perché con Megara abbiamo perso 1-0 con un calcio di rigore, diciamo ce la siamo giocata. Perciò dico, ogni partita ha la sua storia, tante volte incidono anche altre situazioni che al momento per ora non si stanno verificando, anche delle situazioni arbitrali che qualche tempo fa ci hanno un po' messo in ginocchio da questo punto di vista, però alla fine il lavoro paga, i ragazzi sono sul pezzo, la società pure, e cercheremo, chissà, di magari riuscire a fare un risultato positivo. La classifica in questo momento parla positivo per la squadra dell'ACI Bonaccorsi, tenendo presente che arriverà ancora qualche altro scontro diretto pesante. Sì, no, noi non dobbiamo assolutamente mollare, c'è anche da dire che avevamo delle assenze importanti, perché a me non mi piace dire che mancava quel giocatore o quell'altro. Però è anche vero che, come dico ai ragazzi, siamo tutti utili e nessuno è indispensabile, perciò la forza del gruppo si è vista oggi e spero che non perdiamo questo importante treno di maturità che piano piano stiamo acquisendo. L'obiettivo a questo punto rimane una salvezza abbondantemente prima della fine della stagione. Assolutamente, noi come ho detto ai ragazzi non abbiamo pressioni né ambientali né di qualsiasi tipo di altro genere, noi dobbiamo fare bene, questo è importante, perché dobbiamo sicuramente costruire un futuro più importante. Poi se nelle ultime giornate, se siamo bravi e manteniamo questi risultati, siamo vicini alle zone alte, perché no, dico, alla fine non ci potrebbe fare solo piacere arrivare nelle prime posizioni. Perciò dico, la società è ben solida, siamo molto contenti e speriamo che possiamo continuare così. Un derby delle ACI contro l'ACI Galatea da vivere in modo insolito per la Cicatena, che settimana scorsa ha rimediato la prima sconfitta della gestione Marcello Manca. Padrone di casa subito pericolosi in avvio, Furnari prolunga a destra per Rossitto che la mette giù, poi la scarica su Ranno, il cross basso al centro per Napoli, il tacco per Carbonaro la conclusione, fa la barba al palo. Ancora biancorossi in avanti, Ranno spinge il contropiede, allarga sulla destra per De Manuele il cross morbido, respinge Caffo che non trattiene, poi Rossitto il destro, blocca Caffo. Prova ad alleggerire la pressione alla Cigalatea, scodella Caruso all'interno dell'area e testa di Longo, poi Privitera,
prova a proteggere la rimessa laterale a De Emanuele, gli porta via il pallone e lancia subito verso Carbonaro. Mirabella svirgola e apre le porte dell'area a Carbonaro, il controllo, la sterzata, l'assist dentro per Rossitto che spreca una clamorosa occasione. 24esimo, Caruso nel cerchio di centrocampo, va in profondità dentro l'area verso Marino, contrasto con Ababei, ancora Marino, la tiene viva, Marino con la punta, batte Romano e all'improvviso lascia Galatea, la prima vera occasione, passa in vantaggio. Qualcosa non va nella manovra offensiva della Cicatena e Mister Manca corre subito ai ripari, fuori Napoli, dentro Solimene. Proprio Solimene batte rapidamente un fallo laterale verso De Emanuele, cross nella zona di Carbonaro, la palla passa, Rossitto all'1 contro 1, Rossitto il tiro, fuori con deviazione. Un altro cambio nel via di ripresa per i padroni di casa, fuori Furnari, dentro Patanè. Si cerca la rimonta ma l'avvio del secondo tempo dei catenoti non è dei migliori, qui Marino lotta, poi Privitera la mette al centro per Trovato, Nicotra la sponda, a giro poi Cullurà, si distende Romano che mette in corner. Dalla bandierina va Caruso che cerca il secondo palo nella zona di Pavone, salta più in alto Longo, poi Ranno, interviene ancora Pavone, Pavone col destro, la mette sotto la traversa e la Cicalatea al 7° del secondo tempo vola sul 2-0. Sotto di 2 gol urge una scossa in casa Cicatena, Carbonaro per Solimene con la punta, bene per De Emanuele. De Emanuele, il cross a cercare Rossitto, la testa di Privitera, poi Solimene a contrasto con Trovato, calcio di rigore per la Cicatena che ha una ghiotta chance per accorciare le distanze. Dagli 11 metri si presenta Carbonaro, parte Carbonaro che spiazza Caffo e accorcia le distanze rimettendo la Cicatena in carreggiata. Sulle ali dell'entusiasmo si apre la caccia al pareggio per la squadra di Manca, Solimene pressa l'avversario, il ruba palla e poi verticalizza per Carbonaro. Carbonaro uno sguardo in mezzo, il traversone per De Emanuele, l'acrobazia, strepitoso Caffo che salva la sua porta. Il calcio d'angolo lo batte Solimene, traiettoria a rientrare, la palla passa sul secondo palo, controllo di Longo, Longo il tiro, ancora Caffo ci mette una pezza. I minuti passano, la Cicalatea si difende bene e concede poco. Cambi per Mister Manca, dentro Garozzo e classe 2007 al posto di Rossitto e dentro anche Torrisi al posto di Salvostrano. Scocca il 90esimo, ultimi assalti per i padroni di casa, rilancio lungo di Romano, il pallone finisce in aria, testa di Caruso, Carbonaro col destro, Nino Carbonaro, il pareggio è siglato, ancora c'è tutto il recupero, la Cicatena ci crede e prova anche a vincerla. Adesso i catenoti spingono a pieno organico, Ababei, scarico su Torrisi, si ripropone Ababei, servito sulla corsa, il traversone troppo lungo per Longo che però insegue la sfera e la serve all'indietro per Garozzo, Garozzo il cross per De Emanuele, la sponda, dentro per Carbonaro che anticipa Caffo, Nino Carbonaro, la tripletta è firmata, la Cicatena incredibilmente in 60 secondi ribalta la partita, 15 in campionato per il Bomber in maglia numero 7. Una pazza vittoria e rimonta quando forse il destino odierno sembrava già segnato, la Cicatena supera 3-2 l'Aci Galatea e dimostra sul campo quanta resilienza e forza di volontà ci sia nella squadra. I difetti sicuramente sono emersi anche oggi al netto delle assenze tra infortuni e squalifiche, ma oggi era importantissimo conquistare 3 punti a qualunque costo. Questo successo può dare una grande iniezione di fiducia per il proseguo della stagione. Domenica prossima bisognerà dare continuità a questa incredibile rimonta. I catenoti saranno di scena in casa del Friggintini, un'altra squadra che lotta per non retrocedere a caccia di punti salvezza. Abbiamo incontrato una squadra che ha lottato bene, si è difesa bene e niente, noi purtroppo siamo stati incapaci di poter fare la partita perché loro si sono messi dietro, hanno pensato più che altro a non giocare e dunque diciamo è stato difficile. La gara sta attraversando un periodo importante, un periodo felice, un periodo di crescita. Incontravamo il Priolo che non lo conoscevo io, una squadra forte, ben sistemata, costruita per fare bene, quindi venivamo in casa loro, era una partita difficilissima, però noi l'abbiamo giocata così come l'avevamo preparata, con la giusta attenzione, sfruttando le nostre occasioni, siamo stati bravi per tutti i 95 minuti.
e abbiamo meritato, credo, ampiamente la partita, la vittoria. Non abbiamo rischiato quasi nulla, quindi direi che il Megara ha mostrato che alla luce, insomma, di questa partita è stato nettamente più forte del Priolo. Partita maschia come giusto che deve essere, il giusto agonismo sportivo, non c'è stato nessun fallo pericoloso o dettato dalla cattiveria, assolutamente no. Normali scontri che esistono in queste categorie, ma lo sapevamo che sarebbe stata una partita proprio così tirata, scorbutica, perché conosciamo il Priolo, l'avevamo già incontrato, eravamo pronti a questo tipo di partita, quindi siamo stati messi lì ad aspettare i nostri momenti, perché è giusto che sia così, messi bene in campo, non abbiamo sofferto nulla, siamo saliti, siamo cresciuti pian pianino nell'arco dei minuti e abbiamo preso il possesso del campo, sia nel primo che nel secondo tempo, e abbiamo portato la vittoria dalla nostra parte. Speravamo di fare bottino pieno e ci siamo riusciti, è un risultato importante per 3 volte, perché fondamentalmente ci porta ancora più avanti su una diretta concorrente appunto per i playoff, la distacchiamo di 10 punti che è un gran bottino, quindi siamo molto molto contenti del risultato. Non era facile perché abbiamo incontrato una squadra che comunque era lì ultima in classifica, aveva bisogno di punti, ma come loro anche noi abbiamo bisogno di confermare quello che stiamo facendo, quindi di mantenere quella posizione dei playoff, che è l'obiettivo che adesso ci dobbiamo portare da qui alla fine. Hanno fatto un approccio importante rispetto alle altre partite che abbiamo fatto contro magari quelle squadre che sono in bassa classifica. Anche chi è entrato ha fatto benissimo, quindi è un gruppo importante, è un gruppo che sta crescendo, che mi dà grande disponibilità durante la settimana, quindi si allena con voglia, con professionalità e i risultati sono questi. Purtroppo dobbiamo anche guardare, noi stiamo facendo il nostro, cioè siamo terzi in classifica, ma dobbiamo vedere se la seconda si toglie i 10 punti dalla terza non fa i playoff. Ed è un peccato, perché alla fine la squadra adesso sta dimostrando tutto il suo valore. Abbiamo iniziato bene con le prime 6 partite, 5 vittorie, un pareggio, poi abbiamo iniziato ad avere un po' di problemi, che abbiamo perso diversi giocatori, adesso li stiamo recuperando, ma noi ce la giocheremo fino alla fine. Ecco, i ragazzi hanno grande consapevolezza e quindi fin quando la matematica ci dirà che siamo nei playoff, noi ce le giocheremo fino alla fine, perché è una cosa che vogliamo noi, è una cosa che vuole la società, un obiettivo che ci siamo prefissati in questi 3 anni di progetto che abbiamo fatto con questa società, che era quello nel terzo anno di cercare di tentare qualcosa di diverso di una semplice salvezza, e i ragazzi ci stanno riuscendo, perché veramente stanno dimostrando domenica dopo domenica di guadagnarsi quella posizione in campo, e non magari con il favore dei pronostici come poteva essere all'inizio, perché sicuramente rispetto a noi c'erano delle società più blasonate e più attrezzate, ma i ragazzi in campo hanno dimostrato che se la possono giocare tranquillamente con tutti. Con le immagini del campionato di promozione ed in modo specifico con il girone D chiudiamo lo spazio dedicato a questo campionato ed apriamo quello invece dedicato al campionato di prima categoria. Campionato di prima categoria, come al solito sempre molto acceso, e sicuramente i verdetti finali arriveranno nella parte finale proprio della stagione. Pertanto partiamo con il rullo dei risultati, delle classifiche e anche delle immagini.
Nel vento di Belpasso è un pareggio che sa di impresa quello di fronte alla capolista dei record. Il CDB fa 2-2 al 91esimo e rimonta 2 reti pur mancando la vittoria da 3 turni. È un gran risultato l'aver fermato il Bronte, che festeggerà con molta probabilità domenica sul proprio campo il matematico ritorno in promozione dopo 3 anni. Corsa rallentata per i belpassesi di recente dopo il pari col Campanarazzo sempre per 2-2 e la sconfitta nel Big Match di Mascali. Quest'altro segno X può indubbiamente rilanciare l'11 di Angelo Spina nella corsa finale degli ultimi 6 turni per centrare il massimo della posta in palio dentro i playoff, come primo atto dell'obiettivo minimo della stagione. CDB senza Longo in attacco e al risveglio, timido dopo la partenza in quarta dei rossoneri ospiti, avanti con Saccullo dopo 6 minuti, servito da Ruffino con la complicità di una difesa ancora imballata. 2 cross di Mondello senza la cattiveria giusta per sfondare da parte di Messina e Aureliano, poi Virgillito e Musumeci che non fanno breccia nella difesa migliore del girone E di prima categoria all'interno di una squadra che vanta anche l'attacco più prolifico, e lo si vede da queste geometrie disegnate da Prestianni, Spitaleri e Ruffino, che mettono in condizioni Saccullo di andare a segno nuovamente con una certa facilità. Mettici anche un avversario scoperto giocoforza e dopo 19 minuti 2 gol di vantaggio diventa pura utopia anche solo pensare di poterli recuperare. Entra Papale per Lopresti, la musica cambia poco nel primo tempo, il Bronte con le sue punte sfiora lo 0-3 e sarebbe davvero la fine. Vincenzo Colonna è l'ultimo arrivato tra i pali e ci mette la sua esperienza per salvare il Città. Dall'altro lato lo stesso fa Citriglia su Musumeci. Quando al 40esimo il numero 1 di casa si esalta fermando per la seconda volta Ruffino nel giro di pochi minuti, stavolta dagli 11 metri per questo atterramento di Vittorio su Prestianni. A esultare e rivedere la luce sono i locali che si rilanciano all'intervallo per tentare l'impresa nella ripresa che si apre con 2 ottime palle gol dei rispettivi numero 4. Prima Martelli alto quasi a tu per tu con Colonna, poi Virgillito su dettami di Musumeci e di Santa Paola. A metà tempo la grande chance per riaprirla da parte del Città di Belpasso, sempre nella porta del rigore respinto nel primo tempo. Cambiano i protagonisti della scena, che sono il neoentrato Cenzabella e Scafiti che lo ferma fallosamente, l'ex di quello denominato a suo tempo Ciclope Bronte Musumeci e Citriglia che imita Colonna cementando lo 0-2, a questo punto un risultato che pare destinato a scorrere verso i titoli di coda di questa gara. Mentre Spina inserisce ben fatto, il Bronte passa dal -1 al sogno dello 0-3, ostacolato solo da Caruso che salva su Prestianni e da Colonna che salva su Spitaleri. L'ultimo quarto d'ora è CDB che si lancia all'assalto, iniziando a crederci di fronte a un avversario che piano piano arretra dopo aver prodotto tanto. Un altro neoentrato, Borzì, sbatte sulla difesa rossonera. Da corner belpassese il terzo rigore di giornata partorisce qualcosa di importante quando cade il minuto 32. La dinamica ci racconta di un presunto mani di orefice su tiro ravvicinato di Papale e un altro calcio di rigore per il Città di Belpasso che stavolta viene realizzato da Cenzabella, il quale segna per la 9ª volta in stagione 1-2. A 5 dalla fine il 2 pari e sulla testa di Papale che la mette fuori, servito da Mondello. Al 90+1, impresa compiuta così. Punizione di un altro mandato nella mischia da parte di Spina, cioè Giuffrida. Salta Scafiti per anticipare Papale e finisce col servire forse l'uomo meno atteso ma capace di salire alla ribalta delle cronache con questo sinistro che vale il 2 pari. 2 come i gol del risolutore a lungo legato alla maglia belpassese. Finisce così e la prossima sarà l'Avinaio contro la Stella Nascente. Il rush finale per l'alta classifica da parte del Città di Belpasso è appena partito. Campionato incertissimo, tutti i gironi sono ancora aperti, vedremo cosa succederà a partire dalle prossime partite. Per intanto chiudiamo qui la puntata settimanale sul canale 19 di TVM Palermo, grazie per essere stati con noi, ci vedremo chiaramente tra 7 giorni per continuare a parlare di calcio dilettantistico siciliano.
Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Stagione numero 14 di Penalty 24-25. Vi aspetto anche ai Penalty Awards 2025. Sarà la 12ª edizione. Appuntamento con il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Da non perdere. La poltrona destra è la mia, la poltrona sinistra è invece quella dell'ospite. Sono le due poltrone protagoniste del nostro face to face, il faccia a faccia con i protagonisti del calcio siciliano. Appuntamento da non perdere su 7 Go.